Il Latte Dolce vince 1-0 contro l'Ilva Maddalena e rilancia le proprie ambizioni in chiave salvezza. Al comunale di Via Cilea basta una rete di Omar Delizos alla mezz'ora del primo tempo per avere la meglio sugli isolani, apparsi quest'oggi poco incisivi in zona gol. Che i padroni di casa siano più determinati degli avversari lo si capisce dal primo affondo di Soju, che riceve palla da Cocco, vince un contrasto con Cattuonio sulla sinistra e mette in mezzo per Delizos, che al volo all'altezza del dischetto manda al lato di Poco. Risponde subito Oliva Maddalena con Averini, che dalla distanza tenta di sorprendere Zacchedu senza successo. Agli isolani sono mancati oggi i continui inserimenti centrali di Canu, che in una rara eccezione viene anticipato dall'uscita del portiere biancazzurro. Per il Latte Dolce è stato invece fondamentale aver recuperato Giacomo Cocco, che a Sorso era assente per squalifica. Il numero 3 tenta in questo caso la conclusione della distanza con la palla che si perde sopra la traversa. Al quarto d'ora l'unica vera palla gol per l'Ilva, con Barretta che cerca il pallonetto dal limite ma la sua conclusione termina alta. Ma è sempre Delizos a tenere alto l'allarme nella difesa ospite. Sul centro di Adis si coordina in un lembo di terra, ma il suo destro è fuori di poco. Tante occasioni e alla fine il Latte Dolce viene premiato. Canu perde palla a centrocampo per una leggerezza e Micheli cerca di mettere in moto Delizos in profondità, ma viene anticipato. La palla arriva a Soju che finta la conclusione e trova un assist delizioso per Delizos, che controlla con la punta del piede destro e scarica in rete il pallone dell'1-0. Il replay evidenzia la posizione regolare del numero 9 di casa e tutta la sua potenza nella conclusione a rete. L'Ilva Maddalena dà subito segnali di ripresa, costruendo un'azione degna delle sue qualità tecniche. Acciaro verticalizza molto bene per Mario Barretta, ma il centravanti isolano viene anticipato dall'uscita di Zacchedu. La ripresa inizia ancora con il Latte Dolce pericoloso in avanti. Delizos, nelle vesti di suggeritore, accende Adis sulla destra, ma in questo caso è provvidenziale l'uscita di Asara. Poco dopo, clamoroso errore del guardalinee, che giudica irregolare sia la posizione di Acciaro, ma soprattutto quella di Barretta, almeno 2 metri in gioco. Il centravanti conclude ugualmente e trova un grande Zacchedu a chiudere sul primo palo. La fase centrale della ripresa non racconta niente di appetibile, se non una conclusione di Gege Secchi, parata agevolmente da Asara. A 15 minuti dal termine, Delizos, già ammonito, salta con il gomito alto su Cattuonio. Il signor Frongia valuta il fallo da giallo e scatta dunque la seconda ammonizione. Delizos sotto la doccia è in tribuna domenica prossima al Vanissanna. Per lui, che ha fatto tutte le giovanili con la Torres, sarebbe stato un derby davvero speciale. La gara si trascina senza sussulti sino agli ultimi 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. L'Ilva tenta l'assalto finale buttando palo in aria alla ricerca della spizzata decisiva. Ci prova anche Tagliento, ma il suo destro da 30 metri si abbassa troppo tardi. Infine Leoni calcia troppo su Zacchedu, rendendo vano l'ultimo tentativo della squadra di Cattuonio.